I sindaci sono le sentinelle sul territorio, i primi a confrontarsi con i cittadini e riceverne le richieste. E in questo periodo di emergenza, ovviamente, il loro valore è ancora più importante. Parte così dal giovane esponente del PD di Vicenza, Giacomo Possamai, l'idea di ascoltarli per raccogliere proposte e richieste sull'emergenza. E così si va dalle richieste d'aiuto economico delle famiglie di Nove alla voglia di ripartire di Breganze, al ritorno alla normalità per i servizi ospedalieri chiesto da Luciana Conco. Abbiamo pensato di farlo con i sindaci, perché i sindaci sono di sicuro le antenne più forti, più presenti che abbiamo sul territorio, sono quelle che più di ogni altro riescono ad accorgersi anche dei cambiamenti e dei problemi nei nostri comuni e nella nostra società più in generale. Quando si è saputo che il governo aveva stanziato dei fondi, ma ben prima che noi sindaci avessimo qualche tipo di riferimento concreto, già le persone avevano cominciato a chiamare dicendo mi trovo in difficoltà, come devo fare? Adesso che forse al di là di tutte quelle che sono le incombenze che abbiamo, riapertura degli ecocentri, tornare a ridistribuire altre mascherine e tutto quello che sono i buoni spesa e via dicendo, abbiamo la necessità però di fare un passo in più, cominciare a pensare al dopo. Fatta la sanificazione è partito adesso una nuova attività, ma molto limitata, soltanto di 12-13 letti, 13 posti tra riabilitazione e medicina.